Il nostro marchio è un marchio riconosciuto a livello internazionale come un brand che cura il design, è un brand molto importante e da sempre, dalla fondazione dell'azienda, il marketing è stato uno dei principali strumenti, diciamo, di questa azienda. È un argomento molto interessante nel nostro settore ed è soprattutto un argomento dove noi dedichiamo molto delle nostre risorse, come lo è anche l'innovazione, come lo è la ricerca e lo sviluppo, però questo ci ha portato, grazie a questi investimenti, ad avere una distribuzione in 72 paesi e ad avere il nostro fatturato che copre il 90% di vendite all'estero. È molto importante la collaborazione sicuramente fra aziende e scuole, perché molto spesso nell'ambito scolastico si vede soltanto la parte teorica e invece poter vedere realmente come le aziende mettono in pratica quello che magari a scuola si impara è una cosa essenziale, e poi poterlo fare nel territorio dove si vive e si lavora è ancora più importante, quindi con piacere abbiamo aperto le porte a questo progetto. La visita dell'azienda Elite si colloca, diciamo, in un percorso più ampio, che è quello del sistema duale, dove è fondamentale l'integrazione tra scuola e azienda, proprio nella formazione dei ragazzi. I ragazzi oggi hanno vissuto un momento importante dove quello che hanno poi anche visto e imparato a scuola lo hanno visto poi sperimentato nella realtà attraverso proprio anche questo momento di formativo in azienda. Nell'ottica della nuova formazione, che è sempre più vicina, come dice il duale, azienda e ente o centro di formazione, questo tipo di visite esterne sono fondamentali. Ha tutto un suo mondo virtuale il nostro giovane, per cui finalmente lo portiamo a prendere visione e atto di che cosa vuol dire lavorare in certi ambiti. Questo quindi gli permette di tornare tra i banchi con una motivazione e con una coscienza di tipo diverso. Sappiamo che questo progetto apre le porte anche a studenti stranieri e questo lo troviamo molto interessante perché ci potrebbe portare anche nuovi stimoli, perché avere rapporti anche con scuole non italiane ma all'estero sembra interessante anche a noi, proprio per riuscire a imparare anche noi qualcosa di nuovo. È stata un'uscita molto interessante, la signora Nicoletta ci ha accolti molto bene, ci ha spiegato i vari processi che hanno adottato per arrivare a questi prodotti che vediamo oggi, soddisfare i bisogni del cliente, cosa fanno per arrivare a questi prodotti, cioè che